L'incontro è incentrato sui problemi dati dalla siccità. Veniamo da un'annata, la 2022, dove è stata caratterizzata da questo problema e per certi versi noi teniamo sempre a riferimento questo tipo di problematica legato all'anno 2003. Il 2022 è stato probabilmente peggiore del 2003. Ecco, questa sera faremo un po' un focus sulle tecniche di trattenimento delle acque, perché comunque è vero che viviamo periodi molto difficili per via della poca piovosità, però ci sono delle tecniche apposite per trattenere le acque. Lo faremo insieme al professor Tarolli dell'Università di Padova. Ecco, il secondo intervento invece è dedicato a come l'uva glera si comporta in presenza di stress idrico. In questo caso ci sarà il dottor Nicola Belfiore del CREA Vedi Conegliano che avendo fatto degli studi specifici su questa problematica ci spiegherà invece qual è il livello in cui questa uva, questo tipo di uva va in stress qualora si presentino problemi di siccità e di stress idrico. Il 28 febbraio il tema sarà la flavescenza dorata. San Pietro di Feletto è stato oggetto sia nel 2021 e nel 2022 di un progetto apposito legato al monitoraggio dei vettori della flavescenza dorata, di questa malattia della vite che è diffusa da un insetto vettore che si chiama Scaphoidea titanus. E questo progetto è nato qui a San Pietro di Feletto, è stato voluto dai produttori di San Pietro di Feletto e a livello scientifico viene portato avanti dall'Università di Padova e dall'Università di Udine. Il tutto viene sostenuto da Banca Prealpi San Biagio e il Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene del DOCG. Sarà molto interessante partecipare e parteciparvi perché comunque, specialmente nel 2022, sono emerse alcune, dallo studio fatto, sono emerse alcune tecniche da utilizzare proprio per la gestione di questa malattia. Siamo giunti alla prima serata della 18ª edizione di Viticoltura a San Pietro di Feletto, aspetti e problematiche 2023. 2 serate all'insegna di 2 temi di assoluta importanza e di attualità. Parleremo infatti di cambiamenti climatici, di resistenza delle piante agli stress idrici e quindi in particolare del glera, e parleremo poi nella seconda serata col professor Carlo Duso degli studi e delle ricerche che sono state fatte su un problema che sta attanagliando la viticoltura locale e non solo, relativamente appunto alla flavescenza dorata e ai progressi che sono stati fatti grazie alle ricerche che l'Università col professor Carlo Duso hanno fatto in tema di vettore e del vettore della flavescenza dorata. Quindi direi 2 temi e abbiamo scelto dei temi di attualità, di estremo interesse e che guardano al futuro, perché queste saranno le problematiche della nostra viticoltura da qui ai prossimi anni. Generalmente a queste serate, insomma, 18 edizioni importanti, tutte le prime 17 sicuramente hanno avuto un grosso riscontro, ormai sono un appuntamento a cui non si può mancare, a cui i nostri imprenditori non vogliono mancare, proprio grazie ai temi. E qui mi sia consentito di ringraziare oltre ai relatori, ma al Deus Machina di questa iniziativa, che è il mio già assessore Benedetto De Pizzol, che è anche coordinatore regionale delle città del vino e che coordina e che è parte attiva nell'organizzazione di queste serate. Banca Prealpi San Biagio è qua questa sera perché l'amministrazione comunale di San Pietro di Feletto è sempre stata e lo dimostra sempre di essere sensibile alle problematiche del territorio. Questa sera si parlerà di cambiamenti climatici, soprattutto nel riguardo del mondo della viticoltura. Non è una cosa di poco conto, perché i cambiamenti climatici stanno imperversando e stanno sempre di più interessando i nostri territori.
È chiaro che noi siamo una banca di credito cooperativo, siamo una banca di territorio, siamo una banca che non è abituata a stare alla finestra a guardare quali sono i problemi, ma siamo una banca che cammina con la gente, tra la gente e assieme affronta i problemi che coinvolgono il territorio. È un problema grande quello del cambiamento climatico e va affrontato assieme. Noi stiamo contribuendo come Banca per le Api San Biagio a un importante progetto di ricerca che è fatto in collaborazione con la DOCG e con l'Università di Cantabria, proprio per capire quali saranno gli sviluppi da qua a 30, 50 e anche più anni e cosa comporterà praticamente il cambiamento climatico nel nostro territorio. Diciamo che purtroppo c'è stata anche una visione un po' ridotta di quelle che sono state le dinamiche a livello europeo, a livello legislativo. Infatti si sono abbandonati i territori di montagna, che sono territori che servono alla ricarica delle falde. Tutte queste superfici prative abbandonate, che con il continuo sovrapporsi di fasci erbosi hanno praticamente impermeabilizzato il terreno, fanno sì che le ricariche, l'acqua di precipitazione non va più in falda, non ricarica più perché scorre, proprio scivola su questi terreni ormai diventati permeabili e quindi aggiungiamo problemi su problemi. Ci dovrà essere un cambio di rotta, non solo nella nostra gestione territoriale, ma soprattutto un cambio di rotta anche a livello di normative europee che incentivino il recupero dei territori abbandonati proprio perché servono a far sì che le falde si possano ricaricare. Come gestire la risorsa idrica in modo ottimale in collina, su pendenze estreme? Beh, attraverso la messa in opera di una rete di microinvasi che potrebbero avere un doppio ruolo: raccogliere l'acqua durante le piogge, le precipitazioni intense, facendo venire meno il deflusso dell'acqua a valle, e poi riusare la stessa acqua con irrigazione di emergenza durante i prolungati periodi di siccità. In questo modo si potrebbe rendere l'agricoltura eroica, più resiliente ai cambiamenti climatici che sono in atto. Abbiamo visto l'anno scorso il lungo periodo di siccità, purtroppo ha causato molti problemi, e il 2003 sta iniziando non in un modo positivo. Già adesso soffriamo in varie parti d'Italia.